Musumeci, dell'esecutivo regionale del Partito Democratico, tra l'altro uno dei fondatori del nostro comitato. Buonasera a tutti, sono molto contento che ci sia tanta gente. Ne ero convinto, mi chiedevano ieri: ma tu pensi che venga gente? E io dicevo: sono sicuro perché ormai conosco l'appeal che ha Laura e comunque l'esigenza che ha la nostra base, la gente del Partito Democratico, ma anche tutto il centro-sinistra, di essere rappresentati da persone nuove e da idee nuove. Allora io sono qua intanto per portare i saluti del Presidente del Partito Democratico Veneto, Felice Casson, che ha grande stima di Laura, l'ha detto numerose volte sia in privato che in pubblico, e che oggi non è potuto venire. Sono qui però per dire qualcosa anch'io. Intanto anch'io ovviamente ho una lunga amicizia e frequentazione di Laura dal punto di vista amministrativo e politico in genere, e quindi ne conosco le qualità. Io la grande stima che ho per lei, come posso dire, però non mi deve nascondere che qui non parliamo solo di una persona, parliamo di quello che rappresenta Laura Puppato. E Laura Puppato rappresenta una politica diversa, come è stato detto prima, più vicina al territorio, alla gente, alle esigenze della gente normale, più lontana dalle logiche di palazzo, una politica che si alimenta di serietà, di contenuti, di partecipazione. Ecco, noi qui stasera siamo qui per sostenere Laura in quanto persona con grandi capacità, ma anche per sostenere una politica diversa. E io sono in esecutivo regionale, è stato detto prima. Ovviamente mi batterò in esecutivo regionale perché sia Laura la candidata, ma il mio intervento già nello scorso esecutivo regionale è stato molto critico rispetto alle scelte che stavano portando avanti la segreteria, perché io non capisco veramente questa strategia o mancanza di strategia che stanno avendo in questo periodo rispetto all'alleanza con l'UDC. Non la capisco perché credo che un eventuale allargamento della maggioranza all'UDC si faccia sulla base di progetti, di contenuti. Bisogna esprimere ma non un programma scritto tante pagine, ma dovremmo avere una decina, 5 priorità sulle quali il partito dice: su queste discutiamo, queste sono le mie cose. Cosa pensa l'UDC del nucleare? Cosa pensa l'UDC di altri temi anche? Allora, su questo, se su questo ci fosse un processo, no, di avvicinamento e di maturazione di una grande coalizione democratica che si oppone alla Lega, ma su qualcosa, su dei contenuti che vengono comunicati alla gente, e viene cercato il consenso dei circoli, della base del nostro partito su un progetto del genere, poteva avere anche un senso. Come è stato fatto adesso, un senso non ce l'ha, e scusatemi se ci candidano anche De Poli, francamente è una cosa ancora più pesante da citare. Credo che molte persone facciano il ragionamento che hanno fatto prima, adesso non mi ricordo se era insomma i sindaci precedentemente. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo a Laura, ma lo faccio soprattutto al Partito Democratico, al centrosinistra e ancora di più al Veneto, che si merita di avere un futuro positivo, un futuro di crescita, ma anche di solidarietà, di eguaglianza, un futuro equilibrato in Europa e non isolati dal resto del mondo con logiche veramente, come posso dire, arcaiche, diciamo così. Quindi Laura, bocca al lupo a te e al Veneto, diciamo così. Grazie.